ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per registrare un video. Volevo essere ironico ma non ci sono riuscito. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale e lasciate like. Allora, come potete vedere avevo già sbloccato la soglia 8 e voglio fare, cioè in realtà voglio sbloccare questi due. Mi piacerebbe un sacco sbloccare. Yeah! Quanto sarebbe bello averlo. Io direi di cominciare con il primo in singolo. Quando ci sarà la sfida del torneo, ovviamente la farò anche se non è il giorno del video. Poi controllerò se oggi farò un altro video. Più o meno all'ora giusta. Da, c'è hacker! Aveva 600, gli ho dato 4 pugni e non è morto. Porca. Se non l'avete ancora capito, io voglio fare voglio prendere i gettoni della bombardino che sta andando da una Gecchio. Sì, però. Non l'ha contata come vittoria, buono! Ci serve almeno un terzo. E ci va bene, porca miseria. Sì. Allora. Speriamo che non mi abbia arrestato la partita. Quinto o sesto? Sesto. Domenica comunque credo di fare farò una challenge, appunto, ve lo sto già accennando. Farò una challenge che potrò usare solo secca per tutti gli eventi disponibili. Quindi faremo 2 partite per tutti gli eventi.
bene recuperare adesso un po' di vita. Poi andare a combattere. Abbiamo 10.000. Cioè. Una panna. Uccisa. Dovrei aver completato la missione di sopravvivenza, ma non quella con il primo, appunto. Vediamo. E prendiamo la nostra bella cassa enorme. Ti prego, un brawler. Niente. E come al solito sempre punti energia per Pam. Quando sanno che non la posso ammazzare. Cioè portare a livello successivo. Però dai, poi ci sarà anche una cassa brawl. Chissà, magari ci trovo qualcosa? Non credo proprio. Yeah! Vabbè, tentare non nuoce. Credo di fare questa partita e poi di spegnere. Perché se devo fare la challenge con Stecca credo che sarà molto lunga. Cioè appena finisco di fare la missione credo di spegnere. Oh, ma salve Jackie. Un po' di pugni? Un po' di qualcos'altro. Porca. Niente. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo di nuovo. Che non riesco un attimo. Scusate per la piccola pausa, ma dovevo fare una piccola cosa. Allora, detto questo, ricominciamo. Bando alle ciance. Se magari si muove. Proposito. Cambiamo connessione. Punto, ci diamo ancora. Perché appunto la mia connessione dati va meglio in Brawl Stars. Cioè va meglio della wifi. Ora ricominciamo questa cavolo di sopravvivenza. Appena sblocco la mega cassa, credo di aprirla e poi di spegnere. Facciamo una cosa ricca, mettiamo anche il wifi. Intanto o non mi va bene il wifi o non mi va bene la connessione in link o non mi va bene la connessione dati. Non mi ha tolto cose, perfetto. Continuiamo. Tanto come avevo detto, spengo tra un po' perché non so se me lo regge il video o direttamente. No dai, cerchiamo di vincere così. Non mi fa molto memoria.
Ma salve, beh. Mi ha ucciso con la super. Stiamo scherzando? Facciamo una cosa, non mettiamo questo tipo di sopravvivenza, ma mettiamo questo. Sfida del torneo praticamente inizia domani a 00:01. Vediamo se mette in rigioca. Io lo rimetto, poi non so lui. Spero non lo metta però. Non metterlo all'ultimo. Non l'ha messo. Cosa positiva. Un Eugenio. Buono. Rosa vigliacca. Dai, è stato buono, dai. Ma che voglio dire, ma che voglio prendere in giro, quarto fa schifo. Però facciamo una cosa. Mettiamo raffagemme. Vediamo se almeno il raffagemme è buono il primo. No, mi sa che faccio questo e spengo. Sì. Bravo Colto, me l'hai tenuto occupata. Mentre io uccidi. Allora, vediamo di uccidere sti pezzi di schifo. Mi ha ucciso la Nita. Mi ha ucciso la Nita. Occupatene tu, Leon. Abbiamo vinto. Assolutamente sì, 777 mette gioco. Questo tipo mi sa che sarà buonissimo. Comunque no, dai, ci siamo quasi a finirlo e lo finiamo. Sono Bubica 777.
prendete le gemme. A me mi sta andando malissimo tutto. 128. Un colpo del brawler più scarso ed ero morto. Ops. Non abbiamo resistito. Adesso io devo andare. Ciao.